Prima di iniziare la messa voglio dare a tutti il benvenuto per questa celebrazione che commemora in maniera solenne la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Il 16 luglio ogni anno è dedicato alla Vergine Santa sotto questo titolo oramai da quasi un millennio. Benvenuti tutti a voi, alle vostre famiglie che teniamo presenti in questa Santa Messa, a quanti si affidano alle nostre preghiere. Vi ricordo che durante la messa solenne, proprio dopo l'omelia e dopo il credo, ci sarà la benedizione particolare proprio per gli scapolari, con la possibilità anche della imposizione per la prima volta. Chi già ha fatto gli anni scorsi la benedizione e l'imposizione dello scapolare può già indossarlo, se desidera, dall'inizio della messa. Chi invece non ha mai fatto la benedizione e l'imposizione solenne dello scapolare in una celebrazione comunitaria come questa, lo farà al momento della benedizione, quando vi verrà detto proprio durante la Santa Messa. Lo scapolare poi che indossate proprio in questo giorno, abbiate cura di tenerlo con particolare dignità e riguardo, proprio come memoria perenne di questo atto di totale affidamento al patrocinio e all'intercessione della Vergine Santa. È davvero un segno particolarissimo di fede, un segno particolarissimo e intenso di devozione. Al termine della messa ci sarà anche la benedizione del pane, come è da tradizione, e anche il pane è segno di convivialità, di familiarità, di armonia e di pace. La Santa Messa oggi vogliamo proprio viverla con questa dimensione di pace universale, con questo respiro universale e internazionale, pregando in particolare proprio per la pace in Medio Oriente, a Israele, a Gaza, proprio nei luoghi dove la Madonna regna particolarmente, nel Monte Carmelo, proprio lì spirano venti di guerra. La nostra preghiera si trasformi anche in azione di pace nella vita di ogni giorno e muova il cuore, la mente, la volontà di quanti sono preposti alla pace del mondo, perché con ogni mezzo e con ogni sforzo perseguano progetti, sentimenti e pensieri di pace. Con queste intenzioni diamo inizio alla Santa Messa. Salve Madre Santa, tu hai dato alla luce il Re che governa il cielo e la terra per i secoli in eterno. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Sorelle e fratelli, è una delle feste più sentite e più amate dal popolo cristiano, la Madonna del Carmine. Vogliamo davvero con fiducia metterci sotto il suo potente patrocinio e invocare la sua intercessione proprio per il mondo intero, per la Chiesa, per le intenzioni più nobili che albergano nei nostri cuori. Nella preghiera di suffragio vogliamo ricordare questa sera quelle persone che sono state tra i fondatori, anzi il vero fondatore di questa Chiesa, il signor Francesco Serra, e ancora i signori Antonia Carmina e Pietro, e tutti i parenti e le anime defunte della famiglia Rostia Guiso Gallisai.
Il Signore davvero renda loro i meriti per le opere di bene che hanno fatto nella loro esperienza terrena, possano ora partecipare della gloria del cielo. Il rito della benedizione e della imposizione solenne dello scapolare. Tenete quindi in mano i vostri scapolari o col pensiero, se li avete lasciati a casa, magari li avete presi in questi giorni, ugualmente la benedizione si allarga e si estende a seconda delle nostre rette e comune intenzioni. Particolarmente chi ha indosso lo scapolare benedetto gli anni scorsi, ecco, può appunto rinnovare la benedizione. Chi ancora non lo avesse fatto lo tenga pronto a portata di mano, lo indosserà nel momento in cui vi verrà detto. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, Salvatore del genere umano, benedici questi scapolari che i tuoi figli si apprestano a indossare devotamente o consegneranno a persone, amici, conoscenti, malati, lavoratori, a prova del proprio amore a te e alla tua Madre Santissima, la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Fa che per l'intercessione della Vergine Santa, difesi dal potere diabolico, perseverino nella tua grazia fino alla morte, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Chi ha lo scapolare e lo vuole indossare può farlo in questo momento, ecco, per la prima volta. Io intanto, continuando la preghiera di benedizione, passo in mezzo all'assemblea per questa solenne benedizione. Prendete in mano e indossate questo scapolare e pregate la Vergine Santissima affinché per i suoi meriti vi conceda di portarlo senza macchia, vi difenda da ogni avversità e vi conduca alla vita eterna per Cristo nostro Signore. Amen. Per le facoltà che mi sono state concesse vi rendo partecipi di tutti i beni spirituali che per la misericordia di Gesù Cristo sono compiuti dai religiosi carmelitani nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore onnipotente e misericordioso, creatore del cielo e della terra, si degni di benedirvi e di ammettervi tra i devoti della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Preghiamo la Santa Vergine perché nell'ora della nostra morte schiacci il capo del maligno e faccia conseguire a tutti la palma del trionfo e la corona dell'eterna eredità per Cristo nostro Signore. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Potete tenere addosso lo scapolare durante tutta l'ora della messa, conservatelo poi caro, lo scapolare, particolarmente quello della prima imposizione, anche per evitare che si sciupi in qualche modo.
potete sostituirlo, vi ricordo, anche senza altre benedizioni. Quando si riceve questa benedizione potete sostituirlo, lo scapolare, anche con delle medaglie che le monache carmelitane preparano opportunamente, o con le card, che sono comodissime e che ugualmente, prendendole e portandole con sé con la stessa fede, beneficiano di tutti gli effetti salutari dello scapolare. Ecco, la Chiesa davvero viene incontro come madre maestra a tutti i nostri bisogni, a tutte le nostre necessità. Vi ricordo anche che allorquando gli oggetti di devozione, particolarmente gli scapolari così solennemente benedetti, si dovessero sciupare e decidiamo di disfarcene, non buttiamoli mai, bruciamoli, vanno buttati nel fuoco e bruciati. La cenere trasforma in vita, sappiamo che la cenere purifica ed è vita. Ecco, quindi, perché è dal grembo di madre terra che nasce e sgorga la vita, e quindi bruciamo sempre tutti i segni di devozione che hanno avuto particolari e solenni benedizioni, specialmente in un contesto così comunitario. La nostra assemblea è anche inondata dal profumo del pane, forse lo prendiamo anche in mezzo all'assemblea, ecco, è già in sacrestia, ecco, adesso lo benediciamo. Le incaricate poi si recheranno fuori con le ceste di pane e si distribuirà il pane proprio all'uscita, in modo da lasciare qui in chiesa il tempo anche per uno sguardo di omaggio alla Madonna. E vorrei invitarvi, prima della benedizione del pane, proprio con lo sguardo rivolto anche a questa bellissima effigie della Madonna, antica, tanto antica quanto bella, invocandola proprio per la pace nel mondo. Secondo le intenzioni del Papa, è una delle condizioni che dobbiamo adempiere per poter lucrare l'indulgenza, una preghiera secondo le intenzioni del Papa, l'Ave Maria, proprio guardando all'immagine della Madonna del Carmelo, perché la pace regni dai nostri cuori fino alle nostre famiglie, alle nostre città, ai nostri condomini e al mondo intero, alla Chiesa e al mondo intero. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ancora una preghiera per le intenzioni del Papa Francesco. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E a ciascuno rimane il compito di una buona confessione in questo periodo, che serve per la salute del corpo e soprattutto per la salute dello spirito. E grazie a tutti per questa novena e questa festa davvero partecipata e intensa fin dall'inizio proprio quest'anno. Grazie per la vostra presenza orante e di fede che commuove, è stato davvero commovente. Trasformi il Signore, per intercessione della Madonna, anche la fatica di questo periodo, magari anche di questa messa un po' al caldo rispetto ai giorni scorsi che erano più freschi, trasformi le nostre fatiche in benefici spirituali e temporali. Grazie a coloro che si sono così adoperati per la buona riuscita della festa, hanno preparato gli scapolari, le monache del Carmelo, hanno preparato il pane, quindi possiamo chiamarle alle prioresse di questa chiesa, che è su incarico anche della famiglia L'Ostia, continuano a tenere davvero come un gioiellino questa cappella. Un grazie a loro, un grazie alle sorelle L'Ostia che sempre come tutrici di questo luogo santo, ecco, davvero testimoniano con la presenza qui Carmela ogni giorno e con le sofferenze Maria e Anna dalla loro casa partecipano e anch'esse appunto contribuiscono, ecco, per la buona riuscita di questa ricorrenza annuale che oramai è davvero diventata quasi un bisogno del cuore per tutti noi. E ci prepara all'altro grande appuntamento che inizieremo il 27 luglio con la novena in onore della patrona Santa Maria della Neve. E sempre lei è la Madonna Santissima, la nostra mamma e la nostra regina. Bene, la preghiera di benedizione per il pane, che poi vi dicevo sarà distribuito all'uscita,
la benedizione a tutta l'Assemblea, manteniamo in chiesa una giusta atmosfera di preghiera per rendere il personale omaggio alla Madonna del Carmelo. Preghiamo. Signore Padre Santo, con la potenza della tua parola tu benedici e santifichi ogni cosa. Dona la tua benedizione a questo pane che è stato preparato in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo e che sarà distribuito al termine della celebrazione. Fa che quanti riceveranno questo pane siano sempre liberi da ogni pericolo e vivano nella carità e nella pace secondo la tua santa volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ce n'è in abbondanza pane, lo prenderemo per noi, anche per qualche fratello o sorella ammalati, per chi appunto ce ne ha fatto richiesta. Verrà distribuito all'uscita. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. A cantarnos de Prusu per la festa della Madonna dell'Unione. Grazie. Mira il tuo popolo come la Signora che pien di giubilo Deve vedere la campanella con la fune. Vai alla dove eri rimasta? Stanno aspettando, se ce n'è ve lo diamo. Lasciami la scommisse. Vicino alle